Oggi è martedì 27 di febbraio ed ero indeciso se fare una live, una diretta, piuttosto che un video YouTube. Sapete quanto amo le dirette, non mi devo preparare e quindi facciamo direttamente questa. Parlerò del agire nonostante la paura. È praticamente il clou del percorso Neurobalance. Se soffri di dolori persistenti o sintomi persistenti, la paura che dovesse succedere qualcosa nel tuo corpo è altissima. Perché? Perché le credenze che hai ancora sono abbastanza limitanti. Limitanti nel senso che non sai al 100% se la tua problematica è di tipologia nociplastica, quindi creata da un sistema nervoso in allerta, oppure semplicemente da una problematica organica. Questa divisione netta non te la può dare nessuno al 100%, neanche probabilmente un medico o la neuroscienza di oggi, perché ci sono delle problematiche che sono abbastanza mixate. Mixate cosa vuol dire? Intendo se soffri che ne so, di fibromialgia per esempio, la neuroscienza oggi ci dice che la maggior parte delle casistiche sono date da un sistema nervoso ipersensibile. Però qualcuno può dire, ma allora è l'endometrosi che è il problema, oppure qualcosa di fisico, un'infiammazione locale, localizzata in particolari punti del corpo. Quindi è difficile ad oggi dire che è tutto totalmente creato dal sistema nervoso piuttosto che tutto creato dal corpo. In realtà è sempre un mix, ma a noi non ci deve interessare quanto mix c'è all'interno, se è una problematica strutturale, quindi organica, o una problematica semplicemente data un'allerta del sistema. Perché male che vada, avresti un giovamento dei sintomi. Quindi quando dico agire nonostante la paura, è perché sappiamo che le tue casistiche, cioè se senti dolore alla schiena, dolore al collo, dolore alla testa, ovunque, ansia persistente o anche depressione, perché la depressione è insieme da trattare insieme al dolore molte volte, che può essere arrivata dopo il dolore o dopo i sintomi o prima di questi sintomi. Quindi agire nonostante la paura è questa la terapia stessa. Quindi andiamo punto per punto in questa chiacchierata che sarà non so di quanti minuti, ma mi aiuterà a supportare anche il mio gruppo domani di Neurobalance, domani sera. E se non sai che cos'è il gruppo Neurobalance, diciamo che seguo i miei clienti attraverso un programma individuale, poi una volta al mese ci sentiamo, ci vediamo su Zoom l'ultimo mercoledì del mese per un'oretta e mezza. E quindi riusciamo a entrare dentro insomma, questa bolla, spero positiva, di successi, magari anche di fallimenti durante questo mese. I fallimenti sono quelli del non agire nonostante la paura dei sintomi. Questo è il grande fallimento. Il fallimento non è quindi quante volte ho sentito i sintomi questo mese, ma più che altro è quante volte non ho agito eh, nonostante i sintomi. Il primo tassello è quello del credere che ritornerà a essere bene o credere che comunque il tuo problema non è fisico totalmente, anzi di fisico c'è ben poco, nel senso che è sentito il sintomo nel fisico, nel corpo, ma è generato da questi circuiti elettrici chimici, no? Che sono dentro il nostro sistema nervoso, creati, quindi la radice di tutto è la creazione di eh, emozioni represse, emozioni negative, che sono state affiorate, represse e negative, affiorate in momenti
particolari del nostro passato o del nostro presente. Direi passato perché se stai soffrendo di sintomi cronici è perché probabilmente stanno continuando da più di 3 mesi. Pensiamo a una cervicalgia, dove la persona ha sentito oggi questo dolore lancinante al collo. Il problema non è cosa è successo oggi sul collo, ok? Ma è quello che è successo mesi fa o da anni sul tuo sistema, non sul tuo collo, sul tuo sistema mente-corpo. Quando dico mente-corpo parlo di tutto il sistema, cervello, cuore, organi, gambe, insomma, muscoli, ossa, è tutto insieme. Quindi questa repressione di emozioni negative, la repressione cosa intendo? Che quelle emozioni sono rimaste bloccate all'interno di un corpo, come proprio energia bloccata all'interno di un corpo che non è riuscita a metabolizzarsi. Immagina come metabolizzare del cibo, quindi metti dentro il cibo, lo stomaco, l'intestino lavorano, creano energia e poi quel cibo non esiste, viene scomposto. La stessa cosa succede nelle emozioni. Se arriviamo da un periodo molto stressante, magari anche traumatico, con una perdita magari di una persona, o un divorzio, o un cambio di lavoro, o una pandemia, qualsiasi paura non processata, e lì ci arriviamo comunque a non processare quell'emozione non perché è un qualcosa di conscio, qualcosa di inconscio che arriva magari da come siamo cresciuti da bambino, molte volte, dal rapporto della madre e il padre, molte volte è lì che arrivano i nostri esempi, perché i nostri dei sono la madre e il padre, quindi quei momenti, i primi 7 anni di vita andiamo a assorbire una marea di informazioni e poi durante il percorso queste informazioni diventano comportamenti, credenze, arriviamo a 30, 40, 50 anni dove queste credenze, questi comportamenti, eh, se arrivano a dei traumi, quindi a dei periodi stressanti, possono sfociare in sintomi cronici. Tu pensi che il sintomo cronico sia arrivato così dal nulla quel giorno, magari ti sia bloccata la spalla o una fitta al collo o un dolore allo stomaco che poi è rimasto persistente, ma quelle microcontrazioni arrivavano da molto tempo. Infatti il dottor Sarno era molto chiaro su questo. La paura o la rabbia sono le due chiare emozioni represse in tutti o la maggior parte delle problematiche croniche. Quindi la credenza all'inizio è quello che bisogna cambiare, la credenza che il tuo corpo è danneggiato. Il tuo corpo non è danneggiato, sono sistemi di ipersensibilità e non ti serve la speranza di guarire, perché la speranza di guarire è associata a una vibrazione negativa. La speranza, cioè vuol dire che io in questo momento non sto bene e spero che domani stia bene. Questa speranza non raggiunge un risultato positivo. Quindi la credenza è, ok, sono sicuro che la mia problematica non è grave e non vuol dire che devi sentire pochi sintomi per avere questa conclusione. Non c'è correlazione tra intensità dei sintomi, tu puoi sentirti malissimo, nel senso avere tanti dolori, e ciò non vuol dire che la tua problematica è strutturale o organica. Non c'è una correlazione. E tra l'altro il sintomo o il dolore è totalmente soggettivo. Cioè non possiamo quantificare oggettivamente quanto dolore prova una persona in un corpo. Non lo possiamo oggettificare. Possiamo dire, secondo te quanto dolore provi da 0 a 10 e tu mi dai la tua stima, ma tu dirai sempre, ma io sono uno che sopporta il dolore molto, quindi per me il mio 8, il mio 9 su 10, magari per un'altra persona è un 10 su 10. Quindi ti voglio rassicurare su questa cosa che il dolore
al 90% delle volte, quello cronico, non è un problema corporeo. Ed ecco perché dopo mesi, insomma dopo anni di studi in fisioterapia, ho deciso dopo, perché ho risolto la mia problematica, senza trattamenti strutturali o manuali, dolore alla cervicale, di aiutare le persone di fronte a me con le stesse tecniche, con le stesse informazioni. Anche se la maggior parte dei terapisti di fuori lavora ancora con le mani. E qui entriamo in un cambio di paradigma che è essenziale e tutto il mio lavoro è basato su un paradigma che deve cambiare, perché abbiamo basato tutta la nostra guarigione su una porzione della medicina che guarda solo il corpo, guarda solo il cervello. Invece c'è molto di più, c'è energia, c'è mente, c'è la mente e il corpo, ma non puoi vedere una mente. La mente è su tutto, è su qualsiasi cosa che andiamo a vedere durante il corpo. Quindi la mente non è il cervello. Il problema qua è che nessuno sa e nessuno ha mai visto la mente. Ok? Quindi molte persone dicono, ma non posso cambiare. Se io ho sempre pensato così, è difficile che io cambio e penso cos'ha, no? Perché è lì appunto che sta il lavoro, nel cambio di paradigma. Ora ci arrivo, la sto prendendo un po' larga, però se avete delle domande poi me le fate. So che queste live non sono mai programmate, quindi solitamente tutte le persone che guardano queste live le vedono in registrazione dopo, però tutti i commenti li leggo e cerco di rispondere ad ognuno. Se sono, insomma, se sono domande invece troppo ampie, cerco di rispondere durante le mie future live o dirette. Quindi rimaniamo sempre nel punto che è il fulcro di questo video, agire nonostante la paura. Tu non ti stai buttando da come dire, da una montagna pensando che morirai, no? Perché questa è una paura ovviamente fondata su una credenza che se ti butti morirai. Cioè, qui invece il discorso è molto più positivo di questo. Noi sappiamo che non sei la prima persona che è guarita da dolori persistenti o da sintomi persistenti con un approccio del genere, e vado bene a dire che questo approccio non è il mio approccio, ma è l'approccio di molti altri terapisti, molti altri medici che sono stati anche intervistati sul mio podcast e verranno ancora intervistati. Quindi questo paradigma dal passare dalla medicina, diciamo, biomeccanica, tutto è meccanica, è tutto visibile, a quella invece più spirituale, più energetica. E qui c'è dell'invisibile, ma se è invisibile non vuol dire che non esiste. Quindi noi abbiamo una mente, facciamola semplice, abbiamo una mente, si divide in conscio e inconscio, molto molto semplice, so che è più complicato di così. Dal conscio ci arrivano le informazioni, nel subconscio è la mente più emotiva, la mente che va in automatico. Ma per arrivare a funzionare quella mente in automatica ha preso delle informazioni magari anche dai nostri genitori, da quando eravamo dai 0 ai 7 anni, e sono entrate queste informazioni in modo automatico. Dopo, queste informazioni dalla mente devono passare dalla mente conscia alla mente inconscia per diventare automatici. Quindi quando sentiamo paure e ansie, non possiamo semplicemente dire non le sento, ok? Perché quelli sono meccanismi inconsci. Però posso dire con la mente conscia, attraverso le mie nuove credenze, che quella cosa che sta arrivando nella mia mente conscia posso accettarla o rigettarla. Queste sono le uniche due cose che possiamo fare: accettare o rigettare queste informazioni. Ogni volta che arriva un sintomo corporeo,
noi possiamo dire accetto l'emozione che questo sintomo corporeo mi dà o non l'accetto. Non l'accetto vuol dire sento e io vado avanti lo stesso, perché quello non è sinonimo di danneggiamento. Quindi qua c'è proprio un cambio di mindset totale, perché sai che tu non sei il tuo corpo e tu non sei neanche la tua mente. Rimani consapevole di quello che sta accadendo da un occhio diverso. E qui c'è molta pratica da fare, giusto? C'è un percorso di mesi da fare, del distaccarsi dal sintomo. E tu dirai, ma quando è tanto forte non riesco. Non riuscirai all'inizio, ma pian piano ti diassocierai sempre di più pensando, creando quindi la tua nuova realtà. La tua nuova realtà non è una questione magica questa cosa che vi sto dicendo, ma è proprio un processo alchemico, se vogliamo dire, neuroscientifico, che si può vedere attraverso delle risonanze funzionali nel cervello, di come un cervello cronico con dolori cronici o sintomi cronici si attiva rispetto a un cervello con semplicemente dolori acuti che arrivano come tutte le persone normali ogni tanto e si comportano in modo completamente differente. Quindi la nostra vita da con sintomi cronici l'abbiamo praticamente vissuta fino ad oggi con costanti pensieri negativi, con costanti autosabotaggi. Sono cose automatiche che hanno portato anche a depressione, molto probabilmente, perché quando questi pensieri diventano talmente tanto autosabotanti che il corpo va in depressione. Una depressione anche clinica, molto problematica, no? Poi riuscire a salire da lì. Però si può salire. Ci vuole tanta introspezione e capire che tu non sei quei pensieri. Molte volte tu non sei quei pensieri, quindi sono pensieri automatici del subconscio che quando inizi a notare queste che arrivano, inizi a essere consapevole, infatti la consapevolezza è veramente il primo step, ma senza capire non c'è consapevolezza, c'è qualcuno deve spiegartele queste cose e purtroppo non vengono neanche spiegate all'università, pochissimo all'università. Io ho studiato in Olanda il dolore cronico, abbiamo studiato il dolore cronico per 3-4 mesi in 4 anni di università. Questo ci fa capire, e siamo in Olanda, nel nord Europa. In Italia zero. Io ho fatto i tirocini con degli italiani qui in Sardegna e veramente volevo andarmene via il secondo giorno. Ma non perché io mi sentivo chissà chi, no? Ma perché dicevo, ma scusami, io ho sentito il dolore cronico per 5 anni al collo e quando arriva un paziente in quel tirocinio lo stavamo semplicemente manipolando come si fa in tutte le cliniche italiane, la maggior parte. Lavoro manuale. Ma mentre che io facevo il lavoro manuale, almeno nella mia testa dicevo, mentre che faccio il lavoro manuale con questa persona, ovvero quindi magari dei tiraggi, dei massaggi, che non servono assolutamente nulla nel dolore cronico nociplastico, e la maggior parte continua a farlo, mentre ho detto almeno inizio a spiegare alla persona cosa sta succedendo dentro quel corpo. Quindi facevo tante domande e pensate che un collega, perché io ero un tirocinante in quel momento, mi diceva Alessio parla meno, non c'è bisogno di parlare molte volte. Questo è un grande errore. Questa persona, per quanto possa essere più grande di me di 20 anni, uno non ha mai avuto dolori cronici lui stesso, non ha mai studiato la nuova neuroscienza del dolore. Quando ho fatto del tapping EFT, giusto per farlo provare a delle persone, lui pensava fosse qualcosa di magico, però se le persone poi guarivano o comunque stavano meglio, lui rimaneva come a dire chissà cosa sta succedendo qua, forse solo placebo. Comunque era per farvi capire che veramente siamo in una situazione ancora molto indietro in tante cliniche italiane, tantissime,
ma che siano private o che siano pubbliche. Nel pubblico ancora peggio, nel privato per fortuna ci sono tanti colleghi che si stanno aggiornando e piano piano portano queste informazioni alla persona. Quindi la credenza è tutto. La credenza arriva da cosa pensi della tua problematica, cosa ne sai, cosa ti hanno detto della tua problematica, cosa ti dicono anche in famiglia o cosa fanno i tuoi amici riguardo a questa problematica, se loro hanno problematiche del genere. Se tu vivi in una società dove tutte le persone che soffrono di dolore al collo si vanno a fare un massaggio per stare bene, e qua sto parlando di dolori al collo cronici, tu cosa farai? Tenderai anche a pensare, magari un massaggio mi fa bene. Oppure andrai su Google e cercherai cosa fare quando ho dolori cronici al collo. E vi dico che cercare su Google la maggior parte delle volte la risposta non la trovi, non la trovi. Perché la massa, se no, non starebbe così male. I dolori cronici non starebbero, stanno aumentando moltissimo. Quindi stiamo parlando di 1 su 5 italiani che soffre di dolori persistenti. Quindi qualcosa che stiamo sbagliando magari c'è, no? Però non lo vogliamo vedere, perché queste pratiche nell'ospedale non si insegnano, nelle cliniche private non si insegnano, nelle cliniche pubbliche non si insegnano, e quindi poi la persona va su YouTube che può trovare qualsiasi cosa e prova di tutto. Ora vi dico, dopo non so quanti anni che faccio adesso questo è il percorso, non il mio, ma l'approccio migliore che potreste trovare sul dolore cronico. Perché i fattori sono 3 che si mettono insieme: corpo, mente, spirito. Corpo, mente, ambiente, se non volete mettere lo spirito. Quindi dalla mente conscia entra nel subconscio e nel subconscio diventa un comportamento. Tu non puoi cambiare direttamente il subconscio, anche se ci sono delle pratiche che possono aiutarti a farlo, esempio l'autoipnosi, ma passa sempre da una sorta di conscio, ok? Non è che ti addormento e ti dico tutto quello che devi sapere e poi tu il dolore non ce l'hai più. Per qualcuno può funzionare anche così, però per la stragrande maggioranza delle persone la ripetizione serve appunto per far entrare dei nuovi programmi all'interno del proprio corpo. Ma qui non stiamo parlando né di repressione né di solo pensiero positivo, stiamo parlando veramente di neuroscienza, di fisica quantistica se vogliamo, che lì è un discorso che mi piace moltissimo, la fisica quantistica, ma magari su un video, ci facciamo un video su questo. Quindi poi ricordati che puoi accettare o rigettare ogni pensiero che ti arriva e semplicemente puoi dire questa cosa non l'accetto, mi è arrivata dentro di me, oggi magari ho dolore alla schiena e dico ma sai cosa c'è? Oggi io non penso che riesco ad andare a far Pilates o yoga. Perché? Chiediti perché. Perché ho dolore alla schiena, non vorrei che poi aumentasse il dolore alla schiena, quindi non vado. Quindi la credenza che in quel momento hai è che il dolore alla schiena dovrà aumentare necessariamente perché io vado a far Pilates o yoga. Ma sappiamo che se stai facendo un percorso tipo il mio, sappiamo che quel tuo pensiero è un pensiero limitante di autoprotezione che ti sta autosabotando, perché in quel momento non stai creando nessuna fiducia nel tuo corpo, niente, proprio zero. Stai pensando che addirittura fermarti gli dia del beneficio e sappiamo che non è così. E tu puoi dire, ok, io accetto questa cosa o la rigetto. Molte volte dovrai rigettare tutto quello che stai pensando e lo farai lo stesso. E sarai anche felice di quindi andare almeno a fare yoga, almeno di entrare con un piede dentro quella stanza di yoga o di Pilates, qualsiasi cosa stai facendo. Non sto dicendo che lo yoga e il Pilates siano le uniche cose che puoi fare, ma almeno quella camminata, no? E quindi ritorni a casa, sai che probabilmente stai anche meglio perché hai mosso il tuo corpo, però l'hai mosso con una fiducia, con una nuova credenza,
con un'aspettativa positiva soprattutto. L'aspettativa positiva, chiamiamola placebo, quello che vuoi chiamare, come la vuoi chiamare la chiami, ma quell'aspettativa positiva crea un ambiente interno con una vibrazione diversa rispetto, oddio vado a fare Pilates, chissà cosa succederà dopo. E tu ogni giorno dovrai non fare una battaglia con questi pensieri negativi, perché non li stai controllando più, li dovrai solo rifiutare. E qua dico solo, tra virgolette, rifiutare. Ricordati che puoi accettare o rifiutare un pensiero. Ciò non vuol dire che lo stai reprimendo, perché è arrivato in consapevolezza, e attraverso la consapevolezza tu stai già liberando molta energia. Ok? La cosa peggiore che puoi fare è di consapevolmente reprimere quelle cose che stai sentendo. Ovvero, sento il dolore, penso che questa cosa non stia andando bene perché c'è un problema organico, nonostante non hai nessuna chiarezza, non hai nessun fatto che ti dica che il dolore che senti al collo o alla schiena o alla testa sia perché hai un disco fuori asse, ok? Perché questo non esiste a meno che non hai avuto un incidente stradale oppure se non ci sono problematiche molto più gravi rispetto a quelle che io tratto. E quindi non c'è, ok? Però quindi tu nella tua testa dirai, quella cosa lì, adesso se vado a fare Pilates, questo disco inizierà a muoversi, inizierà a avere problemi, devo stare attento a come muovermi. Ricordo una persona che ho seguito nel passato, era arrivato ad un buon percorso, aveva avuto dei grandi miglioramenti e ho sentito come parlava, cioè mi ha detto questa cosa dopo 2 o 3 mesi e mi ha detto Alessio adesso io mi sento molto bene, mi sento molto meglio di prima, ho iniziato a fare tanto sport, andare a nuoto, andare qui, andare qua e adesso devo fare attenzione a non muovermi troppo, ok? E quella frase lì, devo fare attenzione, l'ho stoppato subito, ho detto cosa stai dicendo? Perché devi fare attenzione? Perché queste parole che noi diciamo su noi stessi, verso noi stessi, sono quelle cose che veramente ci rallentano in questo percorso. Non è come parliamo noi agli altri, ma noi come parliamo a noi stessi. La maggior parte delle persone che seguo hanno una particolare personalità, people pleasing, cioè agli altri, cioè compiacere agli altri tantissimo, voler compiacere agli altri. Quindi verso gli altri siamo molto gentili, super gentili, siamo le persone migliori, più buone di questo mondo, generose, gentili, sono a disposizione. E poi verso noi stessi ci martelliamo con una marea di cose, una marea di parole brutte, non sono abbastanza, non ce la farò mai, ma chi credo di essere, tutte queste cose. E queste sono le parole che ci diciamo costantemente, anche inconsapevolmente da anni. Quindi questa cosa diventerà conscia e tu dovrai essere consapevole del dire accetto questa cosa o la rifiuto. Quando inizierai a rifiutarla così tante volte durante le giornate, rifiuterai il fatto di attribuire il dolore a un danneggiamento, rifiuterai il fatto di non agire nonostante la paura. E quindi dirai agisco nonostante ho paura, mangio quella pizza nonostante so che nel passato mi ha fatto male, perché il problema qui non è la pizza o quello che mangi, ma quello che credi che quella pizza faccia sul tuo corpo. E qui vedi che non ci serve quindi un dietologo, un nutrizionista nella maggior parte delle problematiche, perché tu non stai trattando lo stomaco o l'intestino, tu stai trattando tutto l'intero sistema in modo olistico, tu non stai trattando il collo, quindi non ti posso dare un esercizio sul collo per rinforzarlo, perché non stiamo trattando il collo, stiamo trattando l'intero sistema mente-corpo. E
stiamo trattando principalmente le tue credenze e quello che i tuoi comportamenti. E non è neanche totalmente psicologico questo lavoro, perché stiamo comunque trattando il corpo anche, ok? Quindi non cercare di controllare la tua realtà odierna, ma crearne una nuova, totalmente. Non possiamo semplicemente dire adesso cambio tutti i miei pensieri, no, rigetta tutti quei pensieri che avevi, quelli consapevoli, e creane tu di nuovi. Cosa succede se tu vai a fare Pilates o yoga tutti i giorni, 5 volte a settimana, 4 volte a settimana, quello che è, e questa cosa ti farà star bene? Cosa succede se eh, invece di limitarti a quei movimenti li fai lo stesso col coraggio che non stai rompendo niente? E se arriveranno quei sintomi ci passerai comunque sopra, saprai che questa ondata avrà una sorta di onda e tu ti vedrai già nell'onda che scende, cioè nella discesa, non ti vedrai, ah Dio, domani sarà tutto in salita. No, tu ti vedrai già, magari sarà tutto in discesa, magari non ci sarà neanche questa salita. E se ci sarà, saprò che ci sarà una discesa. Ok? Non ci possiamo aspettare sempre tutto che vada come dici tu, ma possiamo proiettarci verso quella parte positiva. E se arriva la parte negativa, ci passerei attraverso. E quindi qua stiamo parlando veramente di un lavoro enorme di mindset, ma non sul dolore. Cioè questa cosa si può attribuire a tante mila, 30.000 aspetti della nostra vita, no? E la cosa che mi fa veramente, mi interessa molto è il fatto che il dolore, cioè per come noi trattiamo il dolore, almeno nel mio approccio, è lo stesso modo per trattare la relazione, piuttosto che trattare l'aspetto finanziario, no? Ora, io sono contento di trattare il dolore o i sintomi non dolorosi, comunque parliamo di dolori o sintomi nociplastici. Però ogni volta che leggo un libro magari diverso, che va verso più la psicologia o verso la spiritualità, c'è sempre quella, o anche religioso, ok? In tutte le religioni si parla sempre di fiducia, di fede, cioè la prima cosa è la fede, la fiducia. Se non hai fiducia o fede non ci può essere niente, non puoi manifestare niente, non c'è nessun cambiamento. Ma anche in questo, se non c'è la fiducia o la credenza che tu veramente ritornerai a stare bene, ma non devi aspettartelo, tu sei già ok. Ok? E qui non c'è una legge necessariamente di attrazione che arriva da fuori magicamente, ma tu sei veramente ok perché ti stai focalizzando su già quello che va bene. E tu sei ok adesso, mentre che io sto parlando. E l'azione dopo questo video, perché la maggior parte di voi non farà assolutamente nulla dopo questo video, insomma, ed va ben così, cioè non siamo tutti così pronti da dire adesso prendo la decisione di veramente da oggi in poi, da ora in poi, essere cosciente e consapevole dei miei pensieri e rigettare quelli negativi, accettare solo quelli positivi o creare quelli positivi. Perché la maggior parte di voi spererà veramente che ci sarà il neurologo di turno o il fisiata di turno o il santone di turno che vi curerà, che vi guarirà, ma non esiste. E questa è un'illusione che può andare avanti decenni. Infatti la maggior parte delle persone che soffrono di dolori cronici tende a rimanere così per decenni, fino a che non c'è una decisione, dire ora lavoro su di me, lavoro sui miei pensieri, lavoro sulle mie credenze. Non c'è bisogno solo di fare la meditazione, i tapping o i tracciamenti somatici, ragazzi. C'è bisogno di a volte rimanere in silenzio ed essere consapevole dei pensieri che ci girano nella testa. E se quei pensieri sai che sono negativi, è tuo dovere, con tua decisione, di rigettarli. E soprattutto di non stare con persone negative. Ho allontanato una marea di amici
purtroppo anche amici che bravissimi, cioè persone molto buone, che non avevo nulla contro quelle persone, però ho dovuto allontanarle o comunque non cercare di richiamarle perché mi limitavano con pensieri negativi, perché è vero che tu puoi anche rigettare i tuoi pensieri negativi, no? È già un grande lavoro, ma se già dall'altra parte, di fronte a te, che non siano tua mamma o tuo padre, ma ci sono altri amici che ti portano negatività, bisogna, magari un periodo sì, ci può stare, ma se sono costantemente negativi, forse è meglio allontanarle quelle persone. Come appunto allontanare le news del telegiornale. Non ci servono assolutamente a niente le news del cellulare alla mattina presto, prima di andare a dormire. Non ci servono. Non ci servono quelle notifiche costantemente che ti portano ansia. Ci sono persone che ho seguito nel passato che durante le sessioni che stavo facendo con loro sentivo le notifiche di WhatsApp o di Instagram, non so, Facebook, ma io dicevo, ma ti sembra normale che uno debba vivere durante la giornata, una persona che soffre di dolori persistenti, già in un'ipersensibilità del sistema nervoso molto alta, e in più sentiamo il telegiornale o le news, perché adesso magari le persone non guardano neanche più la TV, giustamente, io non la vedo, però guardo magari i social e quello scrollare o quelle notifiche portano attivazione. È come se non portano attivazione, ma almeno silenziamole queste notifiche. Possiamo comunque prendere noi il cellulare quando vogliamo. Io ce l'ho sempre in silenzioso il cellulare. Quando voglio guardo ogni, che ne so, ogni 2 ore e vedo se mi è arrivato il messaggio. Non c'è bisogno che rimango sempre disponibile per un'altra persona o per le persone che manco conosco magari durante nei social network, no? Che non è che conosco tutti i miei amici di Instagram o di Facebook, ci mancherebbe, anzi la maggior parte non li conosco e neanche su YouTube, ovviamente. Quindi spero che dopo questo video tu prendi una decisione chiara, di dire adesso lavoro su di me. Cascasse il mondo, devo fare 3 mesi, 5 mesi, 6 mesi, un anno di lavoro su di me, ma almeno mi focalizzo su di me e basta sull'esterno. Ciò non vuol dire che non posso più aiutare gli altri, perché anzi questa cosa sull'aiutare gli altri è molto potente. Io quando ho iniziato a aiutare nel mio lavoro i miei clienti a stare bene, io sono stato molto meglio, ok? Molto meglio, perché è come se ci fosse questa legge, no? Che c'è anche tra l'altro nei libri antichi, biblici, cioè il fatto di aiutare gli altri, aiuti te stesso, no? Cioè fai agli altri quello che vorresti sia fatto a te. E questa cosa veramente aiuta. Però c'è un limite, ok? C'è un grande limite, che noi pensiamo di aiutare molto più gli altri che noi stessi. C'è un estremo a tutto ciò. Noi, che soffriamo di dolori persistenti, dobbiamo guardare molto molto attentamente questa cosa, perché per paura di non essere rigettati o rifiutati, che questa è una cosa comune di tutti, non voler essere rigettato dalla società, allora fai di tutto per gli altri, ma niente per te, inizia addirittura a sentire il risentimento per le altre persone, perché hai fatto troppo, ok? Se ti devi ricordare 2 cose di questa live, di questa diretta, ricordati queste cose. Identità e comportamento sono le 2 cose in cui tu devi lavorare all'80%. Identità e comportamento. Chi credi di essere, quindi identità, tu non sei i tuoi pensieri, tu non sei il tuo corpo, prima me. Se ti devi ricordare un mantra, io non sono il mio corpo, io non sono la mia mente, poi semplicemente chiudere gli occhi e ripeterti questo mantra e vedi cosa succede. Questa è una pratica. Quindi la tua identità, lavoro sull'identità, tu non sei una persona che soffre di dolori persistenti, toglitelo dalla testa totalmente. Le persone ti chiedono come va col dolore al collo? Tutto bene, grazie. Come va col dolore alla schiena? Tutto bene, grazie. Non continuare a dire i problemi tuoi agli altri,
lavora su di te, non aspettare che un terapista, un medico, un neurologo, un fisiatra ti dia la soluzione magica nel 2026, perché quella soluzione magica non c'è. L'unica soluzione magica è lavorare su di te attivamente, senza pensare che un massaggio ti possa dare una mano. Può dare un rilassamento, ma non va sulla radice del dolore o del sintomo. Che tu abbia dolore alla cervicale, alla schiena, ovunque tu ce l'abbia. C'è un lavoro interno da fare, chimico-elettrico, che parte dalla mente, ok? E poi c'è il comportamento, quindi non solo cosa sai, cosa credi, ma cosa fai, ok? Quindi ci sono delle sequenze: be, do, have, essere, fare, no, essere, fare, avere, essere, fare, avere. Si inizia prima dall'essere, poi dal fare, poi dall'avere. E molte delle persone che non guariscono, la maggior parte, pensano solo alle ultime due: fare e avere, fare, avere, fare, avere. Addirittura avere prima e poi fare. Voglio avere qualcosa prima e poi devo fare qualcosa. Esempio, voglio stare bene con la mia cervicalgia, allora devo fare meditazione, fare. Non è che si pensa, non si pensa, ma chi sono io? Cosa voglio diventare io? Anche se sei 60 anni, ci puoi sempre pensare a perché lo stai facendo quello che stai facendo, a chi sei o a chi non sei, che è più difficile da rispondere. Chi non sei tu più che chi sei. Chi non sei tu, che non sei il tuo corpo e non sei la tua mente. Quando inizi a capire che non sei queste due cose, chi sei? Sei energia, e quell'energia non sente dolore, è il corpo che sente dolore. Spero di non aver complicato le cose, ma ricordati questa cosa: identità, comportamento, e prendi la decisione da oggi in poi di essere consapevole dei tuoi pensieri e di rigettare i pensieri negativi immediatamente dal momento in cui sono arrivati nella superficie della tua consapevolezza. Spero che questa diretta ti abbia aiutato e spero di vederti nei miei programmi, nel mio programma Neurobalance, se soffri dolori persistenti. Ci sono diversi modi per entrare, puoi avere insomma una consultazione da parte mia e capire se questa cosa può servirti. Se non può servirti te lo dirò in modo molto palese, anche perché veramente voglio aiutare persone che veramente possono raggiungere un risultato. Questa è la cosa che ho capito troppo tardi forse, però meno male che l'ho capita adesso, che se una persona noto che all'inizio, cioè tutti possono guarire da queste problematiche, ok? Ma se noto intuitivamente che questa persona non risuona con me, lo devo fare subito. Lo devo fare subito perché molto probabilmente quelle mie parole, quando vado poi a trasferirle a quella persona, non entrano. E non entrano magari perché non sono bravo io, magari perché quella persona non è ancora pronta, e tutti abbiamo i nostri tempi. Magari non ero giusto per quella persona in quel tempo, o quella persona non era giusta per me in quel tempo. Quindi nelle consultazioni, diciamo, cerco veramente di capire, e oramai sono diventato un pelino più bravo rispetto a qualche anno fa, del capire se quella persona veramente può funzionare per me. Se non può funzionare per me, puoi sempre fare il percorso in modo autonomo, avere le tue informazioni e fare il tuo lavoro senza affiancamento. Non devi necessariamente avere un terapista che ti affianca per tornare a stare bene. Potrebbe aiutare, ma potrebbe anche non fare alcuna differenza se quel terapista non entra dentro di te con la giusta risonanza. Ok? Ciao Matteo, sto per uscire, quindi se avete delle domande le mettete giù nei commenti e cercherò di rispondervi. A presto e al prossimo video.